Buongiorno, stamattina sono in deliziosa compagnia di una maestra, professoressa, specializzata specialmente con i piccoli bambini, ne potrebbe raccontare. Devo dire che siamo vicini, come vedete, perché ci sfiatiamo in faccia da una vita e quindi come potevamo all'improvviso non sfiatarci conferma? Assolutamente. Conferma. Un eminente virologo, ma sono tanti quelli eminenti premi Nobel che hanno affermato certe cose, che il virus non sta nell'aria. E dove sta? Dice il virologo che sta nelle cellule e quindi soltanto il fatidico starnuto può essere elemento di contagio, ma ci vuole proprio uno starnuto forte che te lo fa in faccia ed è difficile che questo accada, anche perché l'eminente virologo ha detto che ha vita molto breve il virus fuori dal corpo umano perché ci sono tanti fattori, la temperatura, l'umidità e quant'altro. Considerando poi che noi viviamo in un'isola felice dove non si è manifestato neanche un caso di coronavirus, non vedo perché io e lei, essendoci sfiatati in faccia, non dobbiamo farlo adesso. È venuto a trovarmi? Sì, è venuto a trovarmi, dice non è un congiunto. No, noi siamo congiunti da un'amicizia salda e profonda e questo può testimoniare la necessità di vederci, perché insieme lavoriamo con le idee, lavoriamo con la sostanza delle idee. Stamattina abbiamo preso un caffè insieme e l'ho pregata, stai qui. Lei si chiama Letizia, già il nome è un programma, è una garanzia, è totalmente fuori di testa, ma soltanto chi è fuori di testa può dire certe cose. Oggi però state attenti perché quando c'erano sopraffazioni nei confronti del popolo si mettevano le persone in galera, adesso si mettono chi non è con il pensiero unico nell'ospedale psichiatrico e vengono non tosati le pecore, dosati, come vengono insomma, dopati con qualche cosa che praticamente non ti fanno capire più niente. Dovete sapere che Letizia è un popolo, perché ognuno di noi è un popolo insieme a tutto il popolo, che combatte da anni contro certe cose. E lei, pensate un po', ci sono le immagini che lo possono documentare, ha parlato al Parlamento europeo, ricordo bene? Non era il Parlamento di Monterossi, no. Era il Parlamento europeo ed è stato grazie a lei che è stato accantonato il progetto sulla geotermia, di cui ci spiegherà lei esattamente che cos'è, che era una cosa pericolosissima per il territorio italiano. La cosa è stata bloccata, però purtroppo mi pare di capire che stanno cercando, riprendono perché poi vuolsi così colà dove si può e fanno un po' come gli pare. Quindi cara Letizia, ti faccio delle domande, la prego di essere sintetica, anche se è impossibile conoscendola. Cosa pensa lei del coronavirus? Che bella domanda. Io penso che sia... Grazie, basta così. Ha già detto tutto, ha detto, è meglio per noi, non lo voglio mettere nei guai. Quindi lei pensa così del coronavirus? Penso proprio così. Esatto. Cosa pensa delle misure restrittive? Le misure restrittive, cosa posso pensare? Grazie, guardi, lei oggi è di una chiarezza estrema. Mi vuol fare una domanda lei o me? Non mi sfiati troppo però. Quello che lei pensa del coronavirus lo sappiamo, ma perfettamente coincide con quello che penso io, né più né meno. Ma io ho pensato stamattina, avevo un'idea, se noi ci munissimo di un martello molto grosso e andiamo in giro dove tutte quelle persone terrorizzate, addormentate, vittime di dissonanza cognitiva, non si può non dire stupide poverine,
ma non ne hanno colpa perché hanno subito un condizionamento feroce. Lei pensa che dando delle grandi martellate in testa potrebbero svegliarsi? Tante volte ho dei dubbi anche su quello. È vero? Sì. Benissimo, è stata sintetica anche in questo, ormai ha capito l'andazzo dell'intervista, che però non è vero, se no lei mi fa passare per un bruto che impedisce le risposte. Come andrà a finire secondo lei? Come andrà a finire? Andrà a finire che qualcosa deve andare storto assolutamente. Peggio di così? No, ma non a noi, deve andare storto in questa pianificazione diabolica di questo coronavirus, e la corona verrà tolta dal virus e messa altrove. Diabolica, demoniaca, lei sa da dove viene la parola diavolo? Dal greco, diaballai o diaballei, non mi ricordo se gli dava del lei o dell'ai, che significa separare. Da cui il famoso motto templare dividi ed impera, dividi e comanda, che sembra un po' quello che sta accadendo, è sempre accaduto dal Medioevo ad oggi, ma oggi è fantastico questo divieto di parlare, di frequentarsi fra le persone, assomiglia in maniera direi quasi spettacolare, semiologicamente, linguisticamente, a quello che sta accadendo oggi. Lei cosa ne pensa? Cosa ne penso? Qua l'ho messa in crisi. Penso che chiaramente è un mondo di uomini nati sotto l'egida del divide et impera, ma adesso siamo all'apoteosi. Si potrebbe dire red rationem, che sì, per l'inclito significa al momento clou. Al momento clou, Sì. Questo è il momento chiave, è veramente il momento chiave. Ma a breve secondo me, non fra 10 anni. No, subito, mo. Lei che è di Bergamo, Di Bergamo. capisce mo. Sì, proprio mo. Ma vedete, anche una linguista che per una bergamasca, bergamotta, imparare il dialetto romano è una cosa quasi impossibile, come per noi imparare quello bergamasco. E come possiamo concludere questa intervista mai effettuata? Esattamente. In questa intervista mai effettuata diciamo che è proprio necessario avere una rapidità, una grande rapidità in questo risveglio, in questo aprire occhi, orecchie e tirare su tutte le antennine che abbiamo, perché non c'è tempo, è già proprio troppo tardi, bisogna svegliarsi, non c'è altro da dire, e quindi, siccome tutto deve accadere mo facciamolo, rendiamoci conto e via queste barriere e andiamo tutti insieme. Perché? Perché 2 non fa 3. Perché 2 non fa 3, e perché queste separazioni non le vogliamo, e perché le mascherine non le vogliamo, e dove dobbiamo respirare in queste mascherine non ci mascheriamo più, mostriamoci per quello che siamo e per quello che pensiamo in fondo tutti insieme nello stesso modo. Mi pare che lei stia facendo una battaglia per lo sfiato consentito. Sfiato generale. Addosso. Sfiato generale. Signori, e questa è la grande conquista di oggi, lo sfiato. Sì. Non abbiate paura dello sfiato, dobbiamo avere paura dei prodotti adulterati? Ma certo, poi dopo che ci ha sfiatato la geotermia, le ciminiere, i inceneritori, la geotermia non abbiamo detto, qualcuno non lo sa. Con tutti questi sfiati ci preoccupiamo di questi sfiati nostri. Cos'è questo problema in 3 parole della geotermia? In 3 parole è che facciamo i buchi profondissimi nella terra, chilometri e chilometri sottoterra, andiamo a intaccare le falde acquifere di un'acqua che già non abbiamo e che non avremo più in quel caso, andiamo a mettere in movimento la terra che trema, perché per realizzare cosa? E per realizzare dell'energia elettrica, per elettrificarci ancora un pochino, visto che non lo siamo già abbastanza, ma soprattutto diciamo che la geotermia è nefasta per tutte le sostanze tossiche che emette nel terreno, nell'acqua e nell'aria. Quindi supera, diciamo,
in sintesi di gran lunga tante altre forme di sfruttamento Questo energetico. mi dà l'impressione che sia una cosa veramente grave e pericolosissima. È molto grave, Quindi sì. fu ascoltata al Parlamento europeo. Fu ascoltata, sì, e fu Qualcuno- anche applaudita da alcuni parlamentari, Italiani? fu anche attaccata, diciamo, Parlamentari dall'Enel. italiani? Parlamentari no, stranieri, Stranieri. spagnoli. E ci sono delle grandi multinazionali dietro. Ci sono grandissime multinazionali. Quindi è un panorama straordinario, se fanno pure la geotermia, il 5G e Certo. tutto quello che vogliono fare, la mappatura, i vaccini, Esattamente. Non so come possiamo il pensare. martello, ci vuole il vuole il martello, martello. signori. Grazie, grazie, è stata una giornata meravigliosa. Grazie. Ma tu non lavori oggi? Oggi è sabato, no? Ah, e domani non si va a scuola. Domenica non si va a scuola. Ma che meraviglia! Ma tu che fai con i bambini? Che faccio Qual è con la i tua bambini? metodologia con i bambini? Ah, Come lo vedi questo universo? No, sembra proprio Costanzo, io faccio le domande. La metodologia con i bambini è dargli degli spunti, è dargli dei sapori, delle immagini, mettergli in moto la mente perché facciano dei ragionamenti certe volte anche un pochino fuori dalle righe, un pochino fuori dal seminato dalla scuola. Quindi insegnare ai bambini in questo momento significa fare tutto l'opposto di quello che ha fatto la scuola e che di peggio in peggio fa ogni anno che passa. Ma lei ha dei bambini con sé? Oh sì, Lei ha un posto bellissimo proprio dove abiti, posso sì, dirlo, no? un posto per i bambini bambino piccoli bellissimo. dove vengono senza frequentare la scuola, ma facendo diverse attività attraverso cui conoscono, sperimentano e È un possono insegnamento poi- creativo, È un si può dire. insegnamento creativo, Grazie. fuori dalle mura scuola. Grazie Letizia, è stata una gioia averci Averci visti. E buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.